Buonasera, eccoci qui anche questa sera vicino alla festa di Natale. Io sono sempre in cucina perché questa sera c'è qualche rito operativo, dobbiamo cucinare qualcuno e Marietto entra già in scena, anzi ci ho anche scritto qui il nome perché se mi perdo nel rito e mi trovano sanno come mi chiamo, no? Ti riportano a casa. Mi riportano a casa nei mondi astrali. Che Oggi poi ho il vestitino. si presenta un martedì di luna nuova fantastico. E abbiamo il coccodrillino, vedete, dietro c'è la coda. Invece qui abbiamo una tigrona. Ma non dico di più. Non è una tigre, questa fantasia è al cambiato? massimo un ghepardo. Un ghepardino un po' spelacchiato, ma va bene anche spelacchiato. Allora, c'è un utente Facebook che salutiamo, ma che probabilmente è per la prima volta che sente lo spiegone della Hilde. Devi, caro amico o cara amica di Facebook, devi uscire dalla diretta, devi tornare nel gruppo, lì dove hai trovato il post che ti invita a partecipare alla diretta, e prima di entrare nella diretta devi cliccare sul link in azzurro www.streamyard.com/Facebook. Semplice, no? Cliccando si apre una nuova pagina che ti chiede la conferma per autorizzare StreamYard a ricevere i tuoi dati da Facebook, così che potremo vedere il tuo nome e rispondere alla tua domanda. Quindi semplicissimo. Nella pagina del gruppo, quindi uscite dalla diretta se siete già nella diretta, entrate nuovamente nella pagina del gruppo, cercate il post che annuncia la diretta, cliccate sul link in azzurro, si apre una seconda finestra, date nuovamente una conferma lì dove vi chiede di sottomettere l'autorizzazione, quindi tornate nella pagina della diretta e a quel punto potete entrare che vedremo il vostro nome, vi potremo salutare. Bene, benissimo. Allora, vi ricordo... Mentre la Topolotta vi stava spiegando il pippone, il vostro Marietto ha mostrato nuovi circuiti, nuovi, nel senso, noi li utilizziamo da tanto tempo, diciamola così la verità, però diciamo che abbiamo deciso di regalarli ai nostri amici in modo gratuito. Basta che andate sui social, i migliori social, Facebook, Telegram, Instagram, e li trovate. Le spiegazioni poi sono sui vari social, Facebook e Telegram in questo momento, e potete cercare sempre Marietto Veneziano, il Degardo Marietto Veneziano, sia nella nostra pagina professionale e non. Troverete queste con le varie spiegazioni, sono gratuite, si stampano, si seguono istruzioni e buona fortuna. Sono circuiti per la prosperità dell'attività, della ditta, del corpo eterico e via dicendo. Bene, detto questo, e mi raccomando, iscrivetevi anche ai nostri canali YouTube, che male non fa, no? Non è che ve lo ordina Marietto, però sosteneteci, questo è un modo indiretto per permetterci di proseguire la nostra azione di divulgazione e anche di offrirvi queste serate gratuite con la lettura delle SB. Esatto, noi facciamo anche altre cose, ad esempio questa sera entro in cucina e dovremo operare, no? Perché ci sono un po' di carne al fuoco e chiaramente faremo dei riti operativi. Per chi non sa cosa è un rito operativo, è una cosa del genere. Si attivano delle forze eteriche, anche il Degarda è sempre da una mano, è sempre presente, è sempre sul pezzo. Invece per altre persone che magari ci conoscono per la prima volta, dobbiamo dire che abbiamo anche un sito dove possono anche trovare ad esempio questi circuiti. Vuoi parlare di questo sito fantastico? Ma il nostro sito ormai è online dal 2015, quindi è numeroso, ormai è diverso tempo che è a disposizione di tutti gli appassionati della radionica, per cominciare, perché nasce proprio per divulgare i circuiti, tra cui quelli che di recente il Marietto ha aggiunto nella distribuzione gratuita, quindi diciamo ha aggiunto come dono per tutti. Abbiamo tra l'altro, oltre appunto al materiale gratuito che potete scaricare nelle varie sezioni del sito, anche la sezione shop, da cui potrete appunto vedere di quali servizi ci occupiamo e soprattutto quali cose possiamo fare per voi, per aiutarvi nel superare i vostri blocchi, comprendere da che natura, a quale livello hanno origine e
come e in che modo possiamo superare delle difficoltà, quali atteggiamenti più giusti, se dobbiamo programmare la nostra personalità aggiungendo qualche cosina in più per ottenere gli obiettivi, oppure propiziarli tramite la ritualistica o per esempio i sigilli salomonici. Quindi siamo a vostra disposizione per capire qual è la strategia più appropriata per voi e come vi possiamo veramente aiutare nel tempo a costruire e consolidare la vostra posizione, i vostri obiettivi. Quindi non dubitate e non aspettate, non perdete tempo, perché se c'è una risorsa che veramente ha valore nella nostra vita è il tempo, quindi mi raccomando, il tempo. E visto che proprio il tempo purtroppo... Ma anche il nome, io infatti dicevo al mio topolotto che la speranza è l'ultimo a morire, infatti ha sbagliato a chiamare la figlia un altro modo, doveva chiamare la speranza, così era l'ultimo a morire. Eravamo sicuri. Sicuri. Il tempo è la speranza, però chi vive sperando, poi sapete come va, no? Non lo dico perché Marietto non la finisce la frase, però chi vive sperando... Marietto elegante. Comunque, allora... voglio dirvi un'altra cosa, non è che chi ci contatta e pensa di fare un rito e che la cosa finisca lì. Nei nostri video YouTube l'abbiamo spiegato tante volte che la magia è complessa, è una cosa che ci sono chiese di Stato che sono da 2000 anni che ogni domenica mettono lì milioni di persone a ritualizzare. Quindi dovete capire che chi ci contatta non siamo da New Age o farlocchi che cominciano a dire 28 giorni vi faccio camminare sull'acqua o risuscito i morti dopo 3, quelle cose lì, e da New Age non chiamateci. Se invece volete cominciare a fare un percorso serio, un percorso che alla distanza anche dopo 3, 4, 5 anni dia dei risultati concreti, allora noi ci siamo per voi e voi ci siete per noi, no? Esatto. Giusto? Dicevamo appunto il tempo è un qualcosa chiave per quello che riguarda non solo la vita di tutti i giorni e ovviamente qualunque tipo di attività, occupazione o obiettivo, ma ancora di più nella magia, perché la magia osserva leggi precise che sono le leggi seguite non solo dai ritmi e i cicli vitali terrestri e lunari, ma anche planetari. Quindi quando si muovono determinate energie e si vanno a toccare il contributo, si va a richiedere il contributo di alcune intelligenze specifiche, questo contributo giunge con i tempi di condensazione che attraverso l'astrale poi si manifestano sul piano terrestre. Tutto dipende dal tipo di intelligenza che viene interrogata, quindi contattata e applicata insieme all'azione delle forze planetarie in gioco nel giorno che si sceglie per la ritualistica. Quindi immaginate che questi tempi sono proprio come i ritmi e i cicli planetari. È vero che esistono delle cose che possono manifestarsi all'istante e quindi non mettiamo limiti alla fede e alla capacità di credere nell'impossibile, perché esistono forze basse che possono teletrasportarvi piuttosto che manifestare bancali di soldi, l'abbiamo visti queste cose, però quindi lo sappiamo che esistono, ma sono forze molto basse e noi non le usiamo, quindi purtroppo... Non le usiamo perché alla fine c'è sempre un prezzo a pagare. Un prezzo molto alto da pagare, perché appunto Marietto lo dice sempre, nulla è gratis. E quindi purtroppo, o per fortuna, noi applichiamo altre strategie d'azione, richiedono molto più tempo, più pazienza, la stessa fede e fiducia, un impegno attivo da parte vostra. Quindi quando entrate in contatto con noi sappiate che non è un lavoro passivo, vi mettiamo di fronte alla vostra compartecipazione, alle responsabilità delle vostre cose. Se sperate che torni la persona tornerà. Il problema è che poi trova la stessa dinamica, lo stesso tipo di problema che vi ha portato ad allontanarvi. Questo per esempio per parlare. Se per esempio, altro esempio, noi lavoriamo di qua per colpire una situazione, ma un'altra persona si è affidata da un'altra parte e fa lavorare da un'altra parte, è chiaro che noi sappiamo che le cose alla lunga le riusciamo a fare, ma diventano più complicate, più difficili, bisogna tenere sempre la situazione perché non siamo sotto gli controllo. unici, bravi come noi ce ne sono anche altri, pochi, ce ne sono, ma ce ne sono. Ecco, comunque ce qualcuno ne sono. C'è in giro, Cercatelo, magari c'è. Se più bravi di noi diteci, così impariamo qualcosa. Andiamo a imparare anche noi. Bene, io penso che i pipponi li abbiamo detto, siamo in due, direi poi di cominciare. Un appuntamento con l'ingegnere, via, dai, fai tu la Allora, Latina chiede una domanda proprio che però è carinissima: dove compriamo questi pigiami? Dai cinesi.
Noi andiamo a comprare dai cinesi, io amo i cinesi, soprattutto perché ci siamo fatti amica la gerente, no? Sì, si Senza chiama saperlo, Sara. senza saperlo, andiamo a dire a Sara, questo qui ha 20.000 metri quadrati, questo È enorme sto Hyperstore, magazzino. ci ha Sì. non in San Pio di ma ci ha dato anche il numero di WhatsApp, no? Non a me, a Esatto. lei, no? Perché io sono troppo pericoloso, perché ho quello del Lui addirittura alligatore, morde, c'ha il coccodrillo. oggi c'è il coccodrillo, fagli vedere la coda, fagli vedere la Oh coda. signore, la coda. Stasera perché stasera c'è un rito tremendo e allora Si sta calando nella parte, pronto a mangiare. Perché Vabbè, martedì un po' scherzi a parte. focoso. Comunque sì, è vero, li troviamo dei cinesi, tra l'altro costano una fesseria, 20 18, 20 sì, euro. 23 euro, dipendenza da... Sì, dal materiale. Questo cos'era, 17,90? Abbiamo quello della 19. mucca, Il draghetto. il draghetto, il coccodrillo, il vampiretto, e poi abbiamo il settore E femminile. questo è ghepardino, che Ghepardino. però non fa tanta paura, perché se guardate il musetto di questo ghepardino... No, un corno, c'era prima un topolino che l'ha visto e è scappato. Però lo capisco, sai. Vabbè. Capisco se è scappato. Va bene, dai, dai. allora, concentriamoci. Rispondiamo ai nostri amici che sono qui, sono riusciti a resistere e via. Allora, cominciamo da... Dai, scegli te. No, fai tu sei la regia, sei sempre Sì, sotto però la io regia dovrei delle avere un dirette. piano che... Ma lo sai che comincio ad avere, lo dico sempre, un po' di difficoltà, mi guardo sempre intorno perché non so più dove ho messo gli occhiali, che non uso quasi mai. Chi è questo qui? Mi sembra nuovo. Allora, Ivan, ciao, vorrei sapere se a gennaio 2024 riceverò nuove interessanti offerte di lavoro. Va bene, dai. Allora, prima di tutto rispondiamo, no, vediamo se c'è, no, perché magari aveva lasciato la domanda e allora, la concorrenza. vi ricordiamo intanto, perché le persone che ci seguono da un po' lo sanno, le persone nuove probabilmente no, quindi abbiamo bisogno che nella domanda mettiate il vostro nome e la vostra data di nascita, che scegliate un argomento e quindi formuliate una domanda chiara e poi soprattutto che restiate ad attendere, perché magari noi vi chiamiamo e poi cioè venite scelti per la risposta e lui l'ha scritto sì, ci sono. Ci sono, ho controllato bene, c'è. Perché bene. a noi serve altro che no, il binocolo. Noi dobbiamo per vedere bene, è chiaro, dopo una certa età ci vuole un'abe. Bene, dai, via. Già, allora Andiamo vediamo avanti. per Ivan, vediamo quindi, perché ha risposto di esserci, vediamo se riceverà nuove offerte a partire da gennaio del 2024. Interessanti, interessanti. Interessanti questo, vediamo intanto se le riceve, poi se sono interessanti ancora meglio, perché lo vediamo magari, dalla sua reazione. Esatto, perché magari può un pacco, non vediamo. di Amazon, un pacco. Un Prime. Un Prime. Allora, e questa è l'aspettativa, la ricerca. No, già il taglio, io mi fermerei al taglio, sembrerebbe già di sì, quindi vediamo. Sembra che si sia sembra che anche la ricerca porti frutti di cui essere contenti, anche qui. Blocco, quindi in passato qualche saritella. Qualcosa, ti vedo nella difficoltà se accettare o meno un contratto. Pentimenti. Ma mi sa che è meglio che non lo accetterai. Ma arriverà poi qualcosa, ma stagionale, a tempo. Sì, e neanche tanto. E non sarà un granché. Vabbè, diciamo che in questo momento forse una delle prime cose che ti verranno proposte, effettivamente sarai perplesso se accettarlo o meno, però piuttosto che stare a casa magari potrebbe valere la pena di un'esperienza. Solo che alla fine non è un granché. Non vale la candela. Poi ti verrà proposto qualcos'altro, ma anche questo è a tempo, non a tempo indeterminato. Magari all'inizio viene proposto come a lungo termine, ma qui c'è un imprevisto, qualcosa che succederà. Comunque qualcosa di interessante sarà, ma più avanti. Quello che ti propongono nell'immediato, più o meno. Sembra una mela avvelenata, direi. Ti pentirai probabilmente poi di aver... Il tentativo vale la pena, la prova anche, questo darebbe l'idea di una possibilità anche di crescita all'interno, però la realtà è che dopo poi... è un funerale. No, guarda... Comunque, Ivan, qualcosa si muove, solo che intorno a gennaio niente di significativo. Bisognerà vedere poi più avanti. Comunque ti aspettiamo anche nel consulto privato, così avremo modo di approfondire di più. Certo, noi siamo qui anche per consulti privati. Allora,
Bene, vediamo la prossima domanda. Vediamo un po', andiamo Dici un po'. regia. Devo averla perché è Veramente. lontano, il monitor è lontano e io sono vicino a lei. E poi c'è questi accenni di presbiopia ormai. Allora, vediamo cos'è. Allora, Prego, Ivan, Ivan. ci ringrazio. Bene, Allora, vediamo. L'educazione è sempre benvenuta. Vediamo un po' qua. Latina? Che ci dice che siamo unici, grazie. Allora ti abbiamo scelto sicuro. Con questa impomatata vai. Allora, Latina 25 novembre 61. Allora, intanto Tina penso che ci sia perché ha interagito con noi per i pigiami. Se non è svenuta. Sì, se non è rimasta scioccata dopo il coccodrillo, il defilé della coda. Però Tina, dacci conferma di essere ancora con noi, così ti Tina, rispondiamo. se non sei davanti al frigo, È presente, bravissima, pensavo che era andata ai cinesi. Era corsa a comprarsi il pigiama. Io volevo dire Amazon, ma poi era una pubblicità occulta. Ma poi non è vero. No, noi andiamo dai cinesi. Magari li trova anche su Amazon, ma noi veramente li prendiamo dai cinesi. Sì, li prendiamo dai cinesi perché li possiamo provare, no? Eh sì. Allora, quindi vuole sapere. Allora dice così: sono comproprietaria con Cosima di una casa. Quando ci sarà la vendita? Il quando con le sibille è un po' difficile. Ci vorrebbe Possiamo vedere intanto. Ma adesso Pendolino è a dormire. Vediamo intanto se nello sviluppo dei prossimi mesi si intravede una vendita. Poi una diciamo vendita che favorevole, perché magari c'è ma la Cosima cos'è? Tua sorella? Mi sa di sì, perché guardando le date, la comproprietà, quindi secondo me è possibile che siano sorelle. Vediamo, facciamo così. Intanto vediamo se c'è nello sviluppo. Poi che ne dici se una sera dedichiamo la diretta invece che alle sibille al pendolo? No. Scherzo! Era calato il silenzio, anche un po' il gelo, devo dire, nonostante la tuta. Sì, il pendolino qua, però in vacanza. Va bene, adesso, stasera l'abbiamo dedicata. Allora facciamo così, sibille. la prossima volta facciamo un mix, Comunque ibrido. sì, Tina dice sì, che è la sorella. È la sorella. Allora, vediamo un pochettino, comunque, per questa, la storia della casa. La storia della casa. Esatto, che sviluppi ci sono. Io ho parlato di andare a fare il consulto con l'ingegnere adesso. Ok. Consulto. Io ragazzi vi devo lasciare. Grazie della compagnia, siete sempre magnifici. Quindi il Marietto vi sta salutando, ci saluta e lo troveremo sicuramente nella prossima live di martedì. Sempre su Face, allora, cara Tina, torniamo a noi e al taglio della tua domanda. Sembrerebbe già un anticipo di qualcosa, di qualche risvolto positivo. Quindi direi che già ci dà un po' di respiro. Beh, probabilmente questa casa è stato oggetto di tensioni nel passato, perché nemica, dispiacere, insomma, qualcosa non è andato proprio nel verso giusto fin dall'inizio e forse non ci è voluto un po' perché si trovasse un accordo, un compromesso, o comunque il compromesso intendo per cominciare fra te e tua sorella. Evidentemente nel passato che riguarda la storia di questa casa e come l'avete gestita finora, probabilmente qualcuno si è intromesso, ci sono state delle difficoltà, ma sembra che in un momento di serenità e di confronto abbiate trovato quindi la soluzione. Probabilmente la vendita della casa aiuterà una delle due, se non addirittura entrambe, quindi ci siamo. Ora gli sviluppi ci sono, qualcosa si muove, probabilmente riguarda persone che arrivano da lontano, oppure la casa non è esattamente vicina a voi, quindi questo può essere anche un buon pretesto comunque, o per fare un piccolo viaggio, uno spostamento. Probabilmente ci sono delle aperture già presto, ma il problema è legato all'aspetto economico. Forse le proposte che arrivano sono basse, non proseguono, non vanno avanti, le richieste non soddisfano le aspettative. Arriverà qualcosa, qualcuno forse tornerà a guardare l'immobile più volte, ma
da come si vede questa cosa innescherà delle complicazioni o comunque delle discussioni, non sarete forse molto d'accordo, sulla decisione ultima e finale, quindi probabilmente, ehm, la cosa non si farà nell'immediato, però le cose proseguiranno. Ehm, Proseguiranno le ricerche, proseguirà anche l'occuparsi di questa vendita. Questa carta del ladro segnala qualcosina, bisognerà fare attenzione a quello che arriva e che non vi aspettate, o magari arriva, non c'è una qualità qui dietro questo ladro, cerchiamo di capire. Ma allora, ma probabilmente arriverà qualcuno che ci vorrà speculare un po', però ancora io non la vedo una vera e propria vendita in questa situazione, però troverete la strada giusta, ecco. Se per ora, anche se siete presi dall'entusiasmo e sembra che qualcosa si muove, ripeto, non vedo arrivare a un contratto, a un accordo. Piuttosto sembra che ci siano, dei quando compaiono i deliranti ci sono sempre appunto discussioni, oppure ripensamenti o nervosismo, proprio perché una persona dice A poi fa B, qualcosa del genere, quindi non si vede arrivare a una conclusione, però si vede un ulteriore visita, un ulteriore incontro e quindi un proseguo. Occhio solo che c'è qualche aspetto poco chiaro, quindi bisogna chiarire se queste persone non vogliono un vantaggio perché hanno visto un affare, però ecco, io ancora la vendita non la vedo, però questo non significa che non accada. Comunque, per le tempistiche o aspettiamo un'altra diretta che magari tratteremo con scusami, col pendolino, oppure ti aspettiamo nel consulto professionale privato. Allora, vediamo adesso, comunque grazie Tina, vediamo un'altra domanda, direi Carmela, ma chiedo sempre conferma, mi raccomando, datemi conferma di essere presenti. Prego Tina, prego. Allora, se siete Carmela, se sei presente, sei stata scelta. Benissimo, ci sono, grazie, bene, lo faccio vedere perché mi aspetto che appunto quando vi chiamo diate riscontro, così non si perde tempo. Ora devo trovare però di nuovo la tua domanda. Eccola qua. Carmela, 4 gennaio 81. Lavorerò per Sanità Service a breve, ho svolto un concorso per questo. Vediamo cosa ci dice la stesa che risponde alla tua domanda. Vediamo un pochino. Per Carmela. Allora, la competizione non è poca, la sfida è impegnativa, ma la volontà c'è. Vediamo un pochettino. Ma allora, io ti direi di sì, a vederla così. Ma andiamo con ordine. Quindi sicuramente quando si è aperta questa possibilità è stato molto bello per te, pensare di poter partecipare a questa cosa. Avrebbe o comunque ha le qualità per risolvere tutta una serie di cose, tra cui anche la gestione familiare, quindi il poterti occupare anche della tua famiglia. E si vede che è una bella possibilità, quindi quando probabilmente hanno dato comunicazione del concorso, era una chance o una possibilità su cui sicuramente, conti. Attualmente la situazione sembra ferma, la linea del presente apre subito con la prigione e quindi è chiaro che questo ti pone molti interrogativi e anche la possibilità di dover cominciare a trovare eventuali altre soluzioni temporanee o quantomeno in attesa di un riscontro che però non tarderà ad arrivare. Ora è nella stessa linea del presente, quindi del momento attuale, non voglio dire che arriva domani e nemmeno dopodomani, però non credo tanto in là, okay? Ripeto che
la datazione o l'attribuzione delle tempistiche è veramente complicato con le sibille, non perché non sia possibile individuare alcuni riferimenti temporali, ma perché loro raccontano, il loro compito è raccontare come andranno le cose, e quindi il susseguirsi di eventi e anche di persone che in qualche modo fanno parte appunto degli eventi. Ma c'è un blocco, e quindi se finora non hai saputo nulla, molto presto saprai qualcosa. Quindi non ti affliggere più di tanto, la risposta sarà anche positiva, quindi si vede questa bella occasione anche di inserirti in un contesto a lungo termine. Probabilmente non qui entrano in gioco alcune figure, una donna più grande, una cara amicizia, quindi delle situazioni che probabilmente riguarderanno già l'inserimento, o se hai fatto questo concorso insieme a delle persone a te care, ma di fatto o magari addirittura la vecchia signora può anche indicare che l'ambito della sanità riguarda magari un reparto geriatrico, piuttosto che l'incontro con una donna, una caposala, non si chiamano più così, ma io non sono molto aggiornata sui nuovi termini. È possibile che ci siano quindi delle situazioni che ci stanno già descrivendo e che caratterizzeranno lo sviluppo e l'avvio, l'inizio in questo nuovo ruolo. Qui troverai delle situazioni, ma non sempre saranno di tuo gradimento. A volte avrai qualche breve e lieve preoccupazione, però per quanto mi riguarda è sì qui, quindi c'è questo inserimento. Non so se come infermiera, come OS, forse più che altro, essendo la carta del domestico, probabilmente un ruolo in crescita, quindi potrai ambire anche successivamente ad altri ruoli. Quindi secondo me sì, secondo me sì. Benissimo. Allora, io provo a rispondere ancora al volo ad una persona come pulitore, infatti il domestico. Sibille, non potevo saperlo. Bene, ma secondo me sì, va bene. Allora, proviamo a rispondere ancora, ma brevemente al volo. Vediamo un pochettino. Sara? Sara, ci sei? Io sapete che ho bisogno della conferma, quindi gentilmente fatemi sapere se siete presenti, quindi quando venite chiamati ho bisogno. Ok, Sara c'è, benissimo. Allora andiamo a leggere. Ha detto sì che c'è, quindi torniamo su alla sua domanda. Eccola qua. Allora, ciao Ilde, mi è successa una cosa strana. Ho perso un ciondolo in quarzo ialino cui tenevo tanto, ma ho la sensazione lui sia intorno a me da qualche parte. Ci tenevo tantissimo. Sara, è la domanda? Vuoi sapere se lo ritrovi? Più o meno dove, se ci danno qualche indicazione le sibille. Proviamo a cercare di capire dov'è il ciondolo. Poi magari mi farai sapere se veramente l'hai ritrovato dove. Quindi giro, non so, 5 carte, perché poi più ne giro più diventa difficile. Vediamo Sara. Dottore. Deliranti. Ma prova a vedere se magari non è successo. Ma allora tornerà, perché questa è la carta del ritorno, omaggio di preziosi, riunione, lo trovi. Probabilmente il taglio parla del luogo di lavoro, possibilmente perché so di cosa ti occupi, questa è la carta dell'assistenza, la carta comunque dei dottori, quindi mia cara, torna, questo ciondolo lo ritrovi. Poi può anche essere che l'abbia già trovato qualcuno, ma o si è dimenticato di dirtelo o gli verrà in mente, comunque tornerà, va bene? Però proprio vicinissimo non lo so, perché pensa alla figura del dottore, quindi va bene? Ok, sì, lo ritrovi Sara, secondo me sì.
Benissimo, allora io per questa sera vi saluto, vi ringrazio tantissimo per aver partecipato, vi ricordo la diretta di martedì prossimo, sempre alle 19 qui su questi canali, vi aspetto come sempre a braccia aperte, vi ringrazio per aver deciso di trascorrere questo tempo, perché la risorsa del tempo è la più importante che abbiamo, quindi grazie per avermi donato il vostro tempo, vi aspetto eventualmente, se vi facesse piacere, nel consulto professionale privato, contattatemi al numero che vedete scorrere in sovraimpressione. Grazie di cuore e alla prossima settimana. Un abbraccio a tutti, ciao.